Buonasera, benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie. Tragedia familiare a Messina, una donna di 41 anni e la sua piccola di appena 3 mesi precipitano da un balcone. Inutili soccorsi per la piccola, morta al policlinico, gravissime le condizioni della madre. La Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo l'uomo che uccise a Pantelleria la compagna dandole fuoco. La donna morì dopo 3 giorni di agonia. A Messina arrestato un uomo violento di 66 anni. Disperso dopo un tuffo in mare con gli amici, dopo 20 ore in acqua, trasportato dalla corrente, riesce a raggiungere la riva da solo. Al TG Sicilia la storia di Federico Ottaviano, vivo per miracolo. A Catania, coltellate dopo una lite sull'autobus, un giovane aggredito per aver chiesto di abbassare la voce, fermato un colombiano. Cinema, Alessandro Preziosi chiude a Salina il Mare Festival celebrando Troisi, era come Maradona. Calcio in Casa Catania, dopo un anno di lavoro è ufficiale la separazione tra la società e Daniele Faggiano, il ruolo di direttore sportivo affidato a Ivano Pastore. Beach soccer, Catania sul tetto d'Europa, i rossazzurri battono 6-1 gli israeliani del Falfale e conquistano la Champions del calcio sulla sabbia. Nel calcio a 5 la meta in finale scudetto contro il Napoli. Apriamo questa edizione del TG Sicilia con questa tragedia familiare avvenuta a Messina. Una donna di 41 anni e la sua piccola di appena 3 mesi sono precipitate da un balcone. Inutili soccorsi per la bambina che è morta al policlinico. Sono invece gravissime le condizioni della madre, ma ci dice tutto Francesco Triolo. Aveva appena 3 mesi e volata giù insieme alla madre da un balcone al primo piano di questo complesso di Santa Lucia sopra Contesse, quartiere della zona sud di Messina, e per lei le ferite sono state talmente gravi che non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere intorno alle 17 nel reparto di terapia intensiva pediatrica del Policlinico di Messina, dove era stata trasportata insieme alla madre, una 41enne, anche lei in gravi condizioni. Un dramma che si è consumato nella tarda mattinata. A dare l'allarme un vicino di casa che ha sentito il tonfo dei 2 corpi appena arrivati a terra. Immediati soccorsi del 118, le condizioni della bambina sono apparse subito critiche. Il padre, un 45enne che lavora in un'azienda di cancelli elettrici nella zona industriale di Larderia, è arrivato dopo pochi minuti. Sul posto agenti delle volanti, della squadra mobile e della scientifica che stanno provando a ricostruire la dinamica dei fatti. Si sta valutando se si sia trattato di un incidente domestico o di un gesto volontario. Secondo le prime notizie raccolte dalle forze dell'ordine, sembra che la coppia non avesse particolari problemi e prende sempre più corpo l'ipotesi che la donna forse soffrisse di depressione postpartum. È stata fissata per il prossimo 10 settembre l'udienza per il giudizio immediato per Stefano Argentino, reo confesso dell'omicidio a Messina di Sara Campanella, la giovane universitaria di Misilmeri uccisa lo scorso 31 marzo. La procura contesta le aggravanti dell'aver agito per motivi abietti e futili, la crudeltà e la premeditazione. E adesso parliamo di un altro femminicidio. È stato condannato all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Trapani l'uomo che uccise a Pantelleria la compagna dandole fuoco, ma si ripetono purtroppo gli episodi di violenza perché a Messina è stato arrestato un uomo di 66 anni. Adelaide Barbagallo. Uccise a Pantelleria Anna Elisa Fontana, la donna con la quale conviveva da 2 anni, in un modo orribile, gettandole addosso della benzina e dandole fuoco. Per lei anni di vessazioni, minacce, botte, finiti nel peggiore dei modi. La Corte d'Assise di Trapani ha condannato all'ergastolo Onofrio Nini Bronzolino, 54 anni, in carcere dal 22 settembre 2023, con l'accusa di aver ucciso a Pantelleria la compagna 50enne. La donna morì dopo 3 giorni di agonia e sofferenze indicibili per le gravissime ustioni di secondo e 3° grado sul 90% del corpo. L'operaio edile palermitano avrebbe iniziato a inveire contro la donna nei pressi di un bar, poi arrivato a casa ha preso una tanica di benzina che teneva in magazzino e le ha dato fuoco. La donna ha tentato di spegnere le fiamme facendosi una doccia, ma le gravissime lesioni non le hanno lasciato scampo. Le indagini dei carabinieri fecero emergere, secondo la procura di Marsala, che l'uomo avrebbe agito con premeditazione, avendo minacciato esplicitamente la compagna di darle fuoco nei giorni precedenti al fatto, a causa
causa di una esagerata e ingiustificata gelosia. Denunce, condanne e norme di legge continuano però a non fermare i violenti. L'ultimo episodio a Messina, dove un uomo di 66 anni è stato arrestato e sottoposto alla misura del braccialetto elettronico per aver aggredito con calci e pugni l'ex compagna, procurandole un trauma cranico. Furia scatenata alla fine di un incontro che doveva essere chiarificatore, in cui la donna gli ribadiva la volontà di voler troncare definitivamente la relazione. Disperso dopo un tuffo in mare con gli amici, dopo 20 ore in acqua è vivo e raggiunge la riva da solo. Vi raccontiamo la miracolosa storia del ragusano 67enne Federico Ottaviano. Veronica Barbarino. Praticamente è arrivato con le sue gambe da lì, ti dava l'impressione di uno che ha passato 20 ore in acqua. È accomodato, i nostri ragazzi gli hanno prima di tutto offerto dell'acqua, abbiamo fatto chiamare la famiglia e poi abbiamo chiamato il pronto soccorso. È miracolosamente vivo Federico Ottaviano, l'uomo dato per disperso domenica pomeriggio nel mare di Cava d'Aliga. Il ragusano 67enne, medico veterinario ed esperto velista, ha resistito in acqua 20 ore. Acqua fortunatamente non fredda, che ha scongiurato l'ipotermia. Effettivamente sta bene, parla, scherza e ha anche raccontato un po' quello che è successo. Si è tuffato, la corrente sembra che l'abbia portato lontano dalla barca, era con la sua barca con degli ospiti. E niente, poi non si è fatto evidentemente prendere dal panico e ha fatto il morto e si è fatto trascinare dalla corrente. A quanto pare stamattina è arrivato in spiaggia e è riuscito a rimanere calmo e a non farsi prendere appunto dal panico. Lui ha visto qualche elicottero che passava, forse da lontano anche qualche motovedetta, però non sono riusciti ad individuarlo evidentemente. Increduli e felici parenti e amici. L'uomo, come da racconto, si è lasciato trasportare dalla corrente. Una volta vista la spiaggia, ha nuotato verso la riva di Punta Regileone, a Marina di Modica, dove è stato soccorso dal 118 e trasportato al vicino ospedale modicano. Sta bene ed è solo frastornato. E adesso ancora una storia dove i sanitari sono vittime di aggressioni. In questo caso medico e infermiera sono stati aggrediti a Gran Michele sull'ambulanza chiamata per prestare soccorso. Sentiamo. Da Gran Michele la chiamata al 118, ma è proprio sull'ambulanza medicalizzata giunta sul posto per prestare soccorso a un uomo privo di coscienza che si è consumata l'ennesima aggressione. A metterla in atto un cinquantenne, l'uomo inizialmente era in uno stato saporoso. Dopo averlo riposto nella lettiga, lo staff medico ha iniziato le terapie, mentre l'ambulanza si apprestava a raggiungere l'ospedale Gravina di Caltagirone. Ma il paziente, risvegliandosi, ha aggredito il medico dandogli una testata e ha sferrato un calcio all'infermiera per poi darsi alla fuga. Attimi di panico con l'autista dell'ambulanza che ha dovuto chiamarne un'altra per prestare soccorso al medico, che ha una prognosi di alcuni giorni, e all'infermiera che se l'è cavata solo con un grandissimo spavento. Diventa sempre più difficile il lavoro dei sanitari, si rischia che nessuno più voglia svolgere alcuni servizi, dice la dottoressa Isabella Bartoli, che lancia un appello. L'emergenza 118 è veramente ormai un pilastro della sanità e questo personale lavora con abnegazione e con grande professionalità, anche con grandi difficoltà. Si occupano del momento più delicato del paziente, cioè quando proprio nel momento tra la vita e la morte, fragilità massima del soggetto, sono persone che meritano il massimo del rispetto. L'aggressore pare sia una persona nota a Gran Michele e rischia adesso una denuncia. E adesso siamo a Catania, nel quartiere Picanello, dove è stato scoperto un pregiudicato che continuava a spacciare indisturbato sotto casa nonostante fosse ai domiciliari. La droga trovata in un insolito nascondiglio. Ci dice tutto Simona Mazzone. A colpire l'attenzione dei poliziotti è stato un insolito via vai di persone in un condominio di via Urzì nello storico quartiere Picanello di Catania. Ma è stato soprattutto l'atteggiamento di un 39enne in quel momento agli arresti domiciliari per spaccio di droga che, infilando la mano dietro un altarino votivo, ha preso un involucro nascosto in una nicchia per consegnarla a un altro uomo.
Si è scoperto così che il pregiudicato catanese continuava a spacciare indisturbato sotto casa. I poliziotti delle volanti hanno fermato entrambi. Il cliente, che nel contempo era entrato in auto, è stato trovato in possesso di un involucro di plastica con all'interno la cocaina che aveva appena acquistato, mentre il pusher, residente proprio in quel condominio, è stato trovato in possesso di 3 involucri di cocaina e oltre 300 euro in contanti. Inoltre, dietro il muretto in strada, gli agenti hanno trovato un bilancino per pesare la droga e una dose di crack. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre lo spacciatore 39enne è stato arrestato e portato in carcere, non solo per detenzione di stupefacenti e spaccio, ma anche per evasione. L'uomo fermato in auto invece è stato segnalato alla prefettura. Sempre a Catania, coltellate dopo una lite sull'autobus. Un giovane catanese è stato aggredito per aver chiesto semplicemente di abbassare la voce. Fermato un colombiano che all'arrivo della polizia era ancora comodamente seduto, poi c'è stato un tentativo di fuga, ma infine è arrivata la resa. Tonino De Mano. Si va in giro con troppi coltelli e basta un pretesto per aggredire, e poco importa se in strada o su un autobus di linea. Un catanese di 26 anni è stato ferito con 2 fendenti da un colombiano bloccato dagli agenti delle volanti intervenuti in via Salomone Marino a Montepo dopo la segnalazione effettuata sulla linea di emergenza dal conducente del mezzo di trasporto. Il giovane, portato in ospedale, è stato giudicato guaribile in 7 giorni con ferite alla coscia e alla spalla, mentre l'aggressore era ancora comodamente seduto sul bus. Dopo aver accennato ad un tentativo di fuga alla vista del taser, il 28enne ha desistito arrendendosi. Sul sedile davanti a lui, nascosto tra alcuni fazzoletti, è stato trovato il coltello sporco di sangue. Il ragazzo aggredito ha raccontato che durante il tragitto in bus aveva chiesto al 28enne di smettere di gridare ed essere molesto con gli altri passeggeri. Per tutta risposta il colombiano ha estratto dalla tasca un grosso coltello, lo ha colpito alla gamba per poi tentare di raggiungerlo al collo. Dopo essere riuscito a schivare il secondo colpo, il 26enne è stato preso con una lama alla spalla. Immediato l'intervento di un'ambulanza del 118. E adesso invece a Messina, dove scatta la protesta contro la privatizzazione dell'acqua decisa dalla Regione. Per 3 volte è stato avviato il bando, ma è andato deserto. Sentiamo. L'obiettivo è quello di sensibilizzare i sindaci della provincia e la regione sul serio pericolo dell'affidamento ai privati e alla gestione dell'acqua. A Messina scatta la protesta contro la procedura avviata dalla commissaria dell'ATI nominata dalla regione Sicilia contro la procedura di privatizzazione dell'acqua, una manifestazione aperta alla cittadinanza per difendere insieme la gestione pubblica dell'acqua e chiederne una conduzione più efficace e trasparente. A promuovere è stato il comitato Vogliamo l'acqua dal rubinetto, che nei giorni scorsi ha anche inviato una lettera ai sindaci. Abbiamo inviato una PEC ai sindaci, a tutti i sindaci della città metropolitana, per invitarli a mantenere quello che hanno scritto a dicembre al Presidente della Regione Schifani. E poi quello che invitiamo è politicamente appunto alla cittadinanza a far sì che faccia pressioni perché venga rispettato il risultato del referendum del 2011. A Messina l'ATI idrico raccoglie tanti comuni della provincia che devono decidere a chi affidare il servizio di gestione dell'acqua. Non è stato così e la regione ha nominato un commissario che ha deciso per tutti, metà pubblico e metà privato, con quest'ultimo con molti poteri decisionari. Per 3 volte la regione ha provato a individuare il soggetto privato, ma non c'è riuscita e il pericolo è che la tariffa possa subire un'impennata anche del 25%. E adesso torniamo a parlare del caso Visodent, la catena di cliniche dentali chiusa improvvisamente in Sicilia, che arriva in Parlamento. Interrogazione ai ministri Schillaci e Giorgetti per tutelare i clienti truffati. Luca Ciliberti. Il caso Visodent arriva in Parlamento. In queste ore i gruppi parlamentari di Camera e Senato del Movimento 5 Stelle, gli unici al momento, hanno presentato una interrogazione congiunta al Ministro per la Salute Orazio Schillaci e al Ministro per l'Economia Giancarlo Giorgetti per chiedere, alla luce delle normative vigenti in materia di tutela del consumatore, di promuovere la sospensione o l'annullamento dei finanziamenti contratti dai pazienti per prestazioni sanitarie non più fruibili, e poi chiedono se sono previste o ipotizzabili forme di ristoro economico o di assistenza legale per le famiglie danneggiate, in coordinamento con le associazioni dei consumatori e con le autorità giudiziarie eventualmente coinvolte. Noi abbiamo già chiesto di intervenire al Presidente Schifani, ho depositato un'interrogazione alla Camera dei Deputati per chiedere spiegazioni, per mettere a conoscenza l'Aula e quindi il Governo di questo fatto gravissimo che sta succedendo in Sicilia. Il caso riguarda le chiusure delle cliniche dentali del gruppo Visodent nelle province di Catania, Trapani, Messina e Ragusa, che hanno interrotto le attività da un giorno all'altro, lasciando
lasciando centinaia di pazienti senza cure, senza trattamenti già programmati e soprattutto senza possibilità di recuperare i consistenti costi già versati, spesso attraverso l'accensione di prestiti con le finanziarie. Dopo numerosi esposti, la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta ipotizzando il reato di truffa. Ci aspettiamo spiegazioni, ci aspettiamo anche che anche gli altri partiti, non solo noi del Movimento 5 Stelle che ci siamo subito attivati a seguito dell'allarme delle associazioni, intervengano a supportare questa iniziativa parlamentare che sicuramente ha bisogno del supporto più ampio in Parlamento. Una mobilitazione coordinata su più livelli. In ambito regionale analoga iniziativa è stata intrapresa all'ARS dalla deputata pentastellata Giuse Marano e al Comune di Catania dai consiglieri Graziano Bonaccorsi e Giannina Ciancio. E adesso il cinema, cala il sipario sulla 14ª edizione del Mare Festival, premio Troisi, che quest'anno ha superato ogni aspettativa di presenze sull'isola di Salina. A ricevere il premio nell'ultima serata l'attore Alessandro Preziosi. Eva Spampinato. L'intrattenimento che ho ricevuto nell'adolescenza di Massimo Troisi è stata una cosa che, come dico spesso, rappresenta una animazione dell'intrattenimento. È come se lo potessi equiparare a Holly e Benji, a Mazinga. Per me Massimo Troisi era come Maradona, mi bastava guardarlo allo stadio da lontano, guardarlo in televisione. Alessandro Preziosi immortala così Massimo Troisi, il grande attore e regista napoletano, in occasione della consegna del premio Troisi alla carriera nel suggestivo scenario di Salina durante l'ultima serata della 14ª edizione del Mare Festival, diretto dal giornalista Massimiliano Cavaleri. L'amatissimo attore, anche lui napoletano, racconta poi un aneddoto legato alla sua vita familiare e anche a Troisi. Stavo ad una cena e mia figlia non si sentiva molto bene, aveva mangiato male, non so cosa avesse, e istintivamente, pensando che fosse magari in difficoltà perché c'erano tante persone, ho detto va bene, ti metto non ci resta che piangere. Mi sono girato con la coda dell'occhio e ho detto allora come va? Meglio. Ricordati che devi morire! No, mo me lo segno proprio. Cala dunque il sipario sul festival che ricorda la figura di Massimo Troisi, che a Salina girò Il Postino, uscito al cinema 31 anni fa e diventato il suo film Testamento. Come si diventa poeta? Tu lo sai cosa hai fatto, Mario? Io che ho fatto? Metafore. Ma veramente? Sì. E noi facciamo una pausa, ritorniamo tra poco con la nostra pagina dedicata allo sport. Partiamo dalla Catania che ufficializza il divorzio con Faggiano. A tra poco. Bentrovati, seconda parte del nostro telegiornale, adesso lo sport, il calcio. In Casa Catania è ufficiale ormai la separazione con Daniele Faggiano dopo un anno di lavoro. Il ruolo di direttore sportivo adesso è affidato a Ivano Pastore. Marco Carli. Ufficiale la risoluzione consensuale con Daniele Faggiano, il ruolo di DS affidato a Ivano Pastore. Le notizie della scorsa settimana trovano riscontro con l'ex direttore sportivo e addio dopo un anno di lavoro a Catania. Il saluto del vicepresidente Grella arriva attraverso una nota. Auguriamo, si legge, al direttore le migliori fortune personali e professionali e lo ringraziamo per il lavoro svolto e l'impegno generosamente profuso anche nei periodi più complicati. Pastore, che potrebbe essere affiancato da un'altra figura dirigenziale che riscadenza il 30 giugno, vede un rinnovo del suo contratto con la durata di 2 anni. Cambia dunque, come anticipato, la guida dell'area sportiva. Pastore già si è proiettato sul calciomercato con l'indicazione di acquisire 6-7 giocatori e la necessità di trovare collocazione per circa il doppio dei tesserati. Insomma, un lavoro importante per una stagione che, nelle intenzioni del club, vuole vedere un Catania protagonista in campionato che possa lottare per il primato. Per questo sarà indispensabile anche il lavoro che si sta facendo per arrivare alla gara che potrà portare all'acquisizione di Torre del Grifo, che potrebbe tornare ad essere la casa del Catania, una sezione che nel caso sarà di pertinenza del nuovo direttore generale Alessandro Zarbano, che sarà presentato a breve. Il Catania Beach Soccer invece vince l'Euro Winners Cup, la Champions del calcio sulla sabbia. È la prima volta nella storia la città etnea nell'Olimpo del beach. Sentiamo.
Catania sul tetto d'Europa. La pagina di storia che inorgoglisce città e regione la scrive il Catania Beach Soccer. La squadra del presidente Bosco, guidata in panchina da Fabrizio Santos, vince la Euro Winners Cup e si laurea campione continentale. Una soddisfazione incredibile per un club esempio di programmazione che vendica anche il tentativo non riuscito di 10 anni fa. L'obiettivo centrato per la prima volta rende i rossazzurri più forti del continente. Anche la finale lo ha dimostrato. Un po' come il Paris Saint-Germain nel calcio, Catania nel beach soccer. Il dominio è netto, anche con gli israeliani del Falfala, lo dice il risultato finale, 6-1. Solo in avvio gli avversari si rendono pericolosi, poi è apoteosi Etnea. Fra primo tempo e avvio del secondo, Tanger e Padiglia segnano le reti già viste, la terza è di Mauricinho che trova prima un super Elliott e poi va a segno. Il 3-0 indirizza il match. Rafael Padiglia, miglior portiere del torneo, è come sempre decisivo fra i pali per conservare il vantaggio, soprattutto su Rodrigo, il migliore fra gli israeliani che riescono anche ad accorciare. Ma il Catania Beach Soccer ha personalità e si vede ripristina la distanza di sicurezza ancora con Mauricinho e allunga. Prima Ponzetti per il 5-1 e poi Ighigno per chiudere la contesa, con Tanger eletto MVP, 18° titolo per la squadra catanese, il più importante di una storia di successo a tinte rossazzurre. Adesso il calcio a 5 con la Meta Catania che vola in finale, scudetto come l'anno scorso. I rossazzurri, campioni d'Italia in carica, hanno eliminato Genzano e per l'atto conclusivo attendono il Napoli. Dopo una partita infinita, la Meta Catania, fra ribaltoni, sanzioni disciplinari e tempi supplementari, va in finale e troverà ancora Napoli come nella finale dell'anno scorso, come in questa stagione nell'atto conclusivo della Supercoppa vinta dagli Etnei. Per raggiungere la terza finale scudetto in 5 anni, la squadra del presidente Musumeci passa da una gara epica. Va sopra 3-0 con Salamone, Henderson e Silvestri, ma Genzano incredibilmente rimonta. Catania torna avanti, ma su rigore per un fallo di mano di Salamone espulso, i laziali ritrovano il pari. Una parola di troppo di Micheletto innesca la bagarre che porta ad altri 4 rossi, 2 per la Meta, Quarra e Tim. Siamo stati meglio che Genzano, ma questo sport è così, in qualsiasi momento si può segnare. Abbiamo potuto segnare il 4-0, non l'abbiamo fatto e loro hanno preso fiducia dopo al 3-1. Si va ai supplementari e Genzano passa addirittura in vantaggio, ma la Meta non si scioglie, anzi reagisce alla grande. Prima pareggia con Pulvirenti e poi dilaga verso l'8-5 finale. Pubblico della Pala Catania in estasi. Sabato, gara 1 della finale scudetto a Napoli, il 25 giugno gara 2 alle 20:30 a Catania. Eventuale bella sempre a Catania, ma il 28. La Meta campione d'Italia va a caccia del bis. Ancora una breve pausa, ritorniamo tra poco con gli ultimi aggiornamenti. Il Ministero dell'Istruzione ha diffuso una circolare che dispone anche per gli studenti delle superiori dal prossimo anno scolastico il divieto di utilizzo del telefono cellulare durante lo svolgimento dell'attività didattica e più in generale in orario scolastico. Tale intervento appare ormai improcrastinabile, afferma il ministro Giuseppe Valditara. E questa era la nostra ultima notizia che chiude questa edizione del TG Sicilia. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.